Mandi Fruz! Come stai? La lezione di UE vuoi dedicare a che i due pronoms che coventi per coniugare i verbs. Per furlan ovin due pronoms. I primi sono i pronoms personali soggetti tonics e che gli altri sono i pronoms personali atons, che sarebbero obbligatori, perché provate a dire io, voi, vie. Al manchi al gnomo. Mior, io, o, voi, via. Io dico insieme con questa lezione, ma prima di attaccare la lezione, vuoi insegnare su una canzone che è stata inventata dai miei allievi di una scuola primaria di Udine che si chiama The Mills. Si sono mettuti a inventare questa canzone che è covente per poter memorizzare bene i pronoms personali tonics. Ascoltatele e provate a cantare con me. Io, tu, lui, je, non ho altri vo, altri lor. Io, tu, lui, je, non ho altri vo, altri lor. Provate con me. Io, tu, lui, je, non ho altri vo, altri lor. Questa canzone è covente per poter memorizzare e imparare a memoria bene i pronoms personali soggetti tonics. Buona visione, a dopo! Per furlan, per coniugare i verbs, ovin bisogna di due pronoms personali. I pronoms personali soggetti tonics e i pronoms personali soggetti atons. Scominciamo con i pronoms personali soggetti tonics. I pronoms personali soggetti indichi in cui fas l'azione in una frase. Si possono riferire anche a animali. Per furlan, i pronoms personali soggetti tonics sono questi. Prime persone singolar, io. Seconde persone singolar, tu. Terze persone singolar mascoline, lui. Terze persone singolar femminile, je. Prime persone plural, no, che si può dire anche no altris. Seconde persone plural, vo, che si può dire anche altris. Terze persone plural, lor. Per furlan, esistono anche i pronoms personali atons. Per furlan, in deconiugazione dai verbs, in più dai pronoms personali soggetti normali, si giungono anche i pronoms personali atons. Per italiano non esiste, ma per furlan, quando si coniuga un verbo de forme affermative, si ha di metiu sempre. Dunque, i pronoms personali atons, per furlan, sono obbligatori in deconiugazione di tutti i verbs. Dunque, quando ovin di coniugare un verbo, i pronoms sono questi. O giunti come i pronoms personali soggetti tonics che ovin vi ho detto poco fa insieme ai pronoms personali atons. Prime persone singolar. Io, o.
Seconde persone singolar, tu, tu. Tierce persone singolar masculine, lui, al. Tierce persone singolar femminine, je, e. Prime persone plural, no o noaltris, o. Seconde persone plural, vo o voaltris, o. Tierce persone plural, lor, a. Io, tu, lui, je, nono, altris, vo, altris, lor. Io, tu, lui, je, nono, altris, vo, altris, lor. Le avete imparate? Con queste canzoni sono sicura che avessi imparato a memoria anche i pronoms personali soggetti tonics. Si vede alla prossima lezione sul verbo iesi. Con questi pronoms o potete coniugare tutti i verbi, ma non us comenterà come il verbo iesi per poter descriversi. Mettete un mi piace sotto di questo video e si vede alla prossima lezione. Mandi!